Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con buoni puledri. Sono in 5 al via dopo il ritiro del numero 1 Selin di Celle, Roberto Vecchione, 2 Selin di Celle, Roberto Vecchione, 3 Conan dei Greppi, Maurizio Cheli, 4 Costa Rica Pax, Salvatore Valentino, 5 Bas Oivoland, Antonio Greppi, 6 Cosimo I, Cla, Manlio Capanna. Parte piano proprio Cosimo I Cla, mentre Bas Oiveland, il tedesco di Antonio Greppi, va subito al comando, autore di gran prestazione a Padova l'ultima volta, e va davanti a Selin di Celle, che precede Conan dei Greppi, debuttante, mentre di fuori è Costa Rica Pax, intanto 200 metri in controllo in 15,9 da parte di questo elegante figlio di Conway Hall, di nazionalità tedesca. In seconda posizione la Saura Selin di Celle davanti a Conan dei Greppi, mentre Salvatore Valentino ha ripiegato in quinta posizione con Costa Rica Pax. Fila indiana, che probabilmente ci starà per molto, visto le posizioni in corsa, in controllo, ritmo soporifero da parte di Bas Oiveland, che arriva ai 600 in 48,6. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre tutti in fila indiana, i 5 protagonisti di questa prima corsa da Bologna. Posizioni ormai assestate, è un trenino che va avanti fino alla fine. Vediamo se qualcuno farà la prima mossa. Intanto il giro va via in 1,46,16 la frazione qui davanti alle tribune, da parte del tedesco, del figlio di Conway Hall, Selin di Celle, sempre lì nella sua scia davanti a Conan dei Greppi, mentre ora abbandona la corda Manlio Capanna con Cosimo I Cla al chilometro, passato in 1,28. Cosimo I Cla sta passando in terza posizione, supera Conan dei Greppi, sposta dalla corda anche Costa Rica Pax. Intanto anche Selin di Celle va a attaccare il battistrada. Dopo il 14,9 là di fronte alle tribune insiste Roberto Vecchione, di fuori al tedesco. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva è passata in 15 secco, retta d'arrivo, Bas Oiveland si deve difendere da Selin di Celle, bello l'arrivo, ultimi 100 metri, ma Bas Oiveland viene a vincere davanti a una comunque valida Selin di Celle, al terzo Cosimo I Cla su Costa Rica Pax, 29,2 a chiudere, 14,2 la retta d'arrivo. 1,17,8 la media al chilometro per il figlio di Conway Hall, che viene a ribadire la vittoria di Padova. Per il training di Robert Grandmüller, la guida di Antonio Greppi da battistrada, molto elegante, lo rivediamo, ma un'altrettanto valida la Saura, la figlia di Lovius, l'INCL con Roberto Vecchione. Ha dato una bella frazione anche lei di fuori nell'ultima curva, finendo in piena spinta. La quota in chiusura da favorito ultranetto del tedesco, 1,00.